Ci riteniamo molto soddisfatti, la piazza di oggi ha contato più di 15.000 persone, in concomitanza anche con la manifestazione a Genova che ha contato più di 50.000 persone, con le manifestazioni enormi che ci sono state a Barcellona in questi giorni. Siamo contentissimi e contentissimi che anche la città di Catania si sia unito al grido solidale con la Global Sumud Flotilla e al grido di stop al genocidio, quindi siamo molto positivi sulla giornata di oggi e speriamo di continuare così. Noi oggi siamo qui per supportare la Global Sumud Flotilla, ma chiaramente siamo qui principalmente per supportare e per chiedere la fine dell'assedio a Gaza e che i palestinesi abbiano diritto alla loro casa e alla loro vita. Noi vogliamo mandare sicuramente un messaggio di pace, ma anche che i diritti umani vanno garantiti oggi più che mai. Perché il genocidio continuiamo ad accendere le nostre TV e a vedere la morte di bambini e di bambine, di donne e di uomini che vengono uccisi solo per essere palestinesi, perché abbiamo un potere, nonostante ci facciano pensare che non sia così. Le piazze di questi giorni l'hanno dimostrato. Questa è stata l'iniziativa della Global Sumud Flotilla, è stata nominata la più grande iniziativa umanitaria e di pace della storia contemporanea. Quindi continuiamo a lottare per iniziative come queste e perché è una responsabilità collettiva fermare il genocidio in Palestina e abbiamo ancora l'opportunità di scrivere questa pagina di storia.